La cooperativa non passerà. Continua la battaglia del sindaco di Rossano Veneto contro l'arrivo di un gruppo di richiedenti asilo nel suo comune, 24 in tutto. La palazzina che dovrebbe ospitare i profughi, usare il condizionale in questa storia è d'obbligo, è stata dichiarata non agibile. Questa è la prima contromossa del sindaco. Abbiamo dichiarato l'inagibilità temporanea dello stabile. Per poterlo rendere a norma sono necessari dei lavori importanti di ristrutturazione. E al momento nello stabile stesso c'è un cartello con scritto vendesi. La seconda contromossa riguarda la società stessa. Il primo cittadino di Rossano ha inviato al ministero una richiesta di verifica. La Martini sembra aver trovato l'asso da potersi giocare all'ultimo momento in questa partita. Abbiamo inviato al Ministero per lo Sviluppo Economico la richiesta di verifica. In questi giorni è partita anche un'integrazione alla luce di alcune fragilità, chiamiamole così, che sono emerse nella lettura dei documenti di questa società e abbiamo chiesto appunto una verifica sia sulla società, cioè sul fatto che possa effettivamente gestire i richiedenti asilo, sia sulle persone che la compongono. Se sarà necessario, comunque il primo cittadino di Rossano si dice disposta anche a seguire le vie legali. Assicuro massima attenzione ai miei concittadini, come ho avuto già modo di dire, non mi fermo qua, se ci sono da fare delle denunce le faremo e niente, io sono stata eletta per garantire la sicurezza di chi abita a Rossano e di chi intende venire ad abitare a Rossano e quindi questa per me è la priorità, è e resta la priorità della mia amministrazione.